Sotto il cielo rosso-azzurro. Sotto il cielo una squadra, il Catania. Siete pronti a interagire con noi? Su Bella Radio TV. Siamo ritornati dopo questa piccola pausa. Eccoci nuovamente insieme. Allora, io devo fare una cosa. Nel frattempo che io faccio la cosa che devo fare, ragazzi, vi giro la telecamera, perché tra pochissimo andremo in collegamento. Vediamo se riesco a ripristinare tutto. Io volevo rispondere a Ferdinando su quella domanda che avevi detto tu dei punti, su queste tre partite. Noi abbiamo, dalla nostra, che all'andata abbiamo vinto i 2 confronti con Salernitana e Benevento. Molto secondo me dipenderà dalla partita delle 12:30 di Potenza del Benevento, perché quella dirà tanto, perché in base al risultato non condizionerà la partita, perché la partita, a prescindere dal risultato, devi fare una partita dove devi tirare fuori gli attributi, dove devi essere il Catania. Poi magari in base a come si mette la partita di Benevento, come hai detto tu, magari lo sai, il risultato me lo porto, il punticino. Però io non mi accontento del punticino, specialmente che abbiamo il confronto diretto all'andata, l'abbiamo vinto. Poi giovedì è la partita secca, la partita dove mi dirà tutto. Io giovedì mi devo però tutto. Ti voglio dire una cosa, giusto? Tu che hai ascoltato la conferenza stampa di Toscano, dice non dobbiamo guardare gli altri, dobbiamo pensare a quello che noi dobbiamo fare, no? E io, riflettendo su queste parole, considerando anche il fatto che appunto qualora il Benevento dovesse vincere questa settimana, giusto? E vincere anche il Catania, si rimane a distanza invariata, giusto? Sì. Se tu pareggi col Benevento rimane sempre a distanza invariata, giusto? Poi vinci con la Casertana, in attesa sempre di, dico, l'importante è non perdere col Benevento, con la Salernitana, perché qualora il Benevento dovesse vincere e il Catania perde con la Salernitana, il Benevento si allontana di ulteriori 3 punti e diventa anche a livello psicologico un pochettino pesante. Ma infatti dobbiamo uscire indenni da Salerno, indenni, proprio vuol dire dobbiamo avere gli occhi della tigre, proprio da Salerno tu non devi dare nulla, devi fare la partita proprio. Nel frattempo che voi fate questo, ripristiniamo il collegamento, voglio anche leggere qualche messaggino. Dicono non lo dite nemmeno per scherzo, non lo dite nemmeno per scherzo, hanno detto. Poi ancora saluto anche chi dice il Catania non si deve più fermare da questo momento in poi. Sì, però noi dobbiamo essere anche oggettivamente da tifosi, noi vogliamo che il Catania stravince a Salerno, proprio stravince. Però dobbiamo mettere che scendono in campo 2 squadre. Il Catania vincerà, dicono. Sì, ma senza ombra di dubbio. Però il calcio è strano, capito? Quindi quello sempre. Dobbiamo vincere anche in altri campi, dove poi alla fine. Però io mi auguro che il Catania entri con la mentalità giusta per vincere. Leggo l'ultimo messaggio. Scusa Mary, il mio discorso era proprio nelle peggio delle ipotesi. Poi è normale che io li voglio vincere tutte e 3. Voglio leggere l'ultimo messaggino e poi andiamo in collegamento. Io penso che è arrivato il momento che Toscano dimostri i suoi valori. Va bene, direi che ci siamo, quindi andiamo in collegamento con il fan club più conosciuto di tutti direttamente da Malta. Diamo il buon pomeriggio appunto a tutti i ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao Mario, ciao Antonio. Ciao ragazzi, come va? Buonasera a tutti. Come state? Tutto bene? Com'è da quelle parti? Bellissimo. Bene, grazie. C'è la primavera. Come la state vivendo questa previgilia? Vai Riccardo. Vedo facce un po' sconfitte. La viviamo con queste facce. Praticamente siamo un ottimismo di quello che velato. succede, Ansioso. con l'ansia a fior di pelle. Ma qualcuno di voi invece sta andando in trasferta, nella trasferta, perché poi per voi anche andare a Catania è una trasferta, perciò lui sarà presente a Benevento, giusto? Chi è? Ha alzato la mano qualcuno dietro. Vabbè. Allora guarda, io ti dico una cosa, Mario, la rivolgo a te, ma la rivolgo un pochettino a tutti. Quando sarà fondamentale questo cambio di panchina della Salernitana, e se il Catania in questo momento di crisi della Salernitana può mettere il piede nell'acceleratore e dimostrare che il Catania è il Catania.
Allora, secondo la mia opinione, la prima partita ancora sono, diciamo, in fase chiamiamola di riscaldamento, perché se Cosmi è un bravissimo allenatore, come sappiamo, però ancora secondo me non conosce bene i giocatori. Ho visto poco fa che lui gioca con il 3-5-2. Il Catania secondo me deve approfittare questa partita, perché ancora proprio non conosce i giocatori. E secondo te chi potrebbe essere lo spartiacque di questa partita? Parliamo del Catania? Sì, del Catania. Guarda, io per dirti la verità ho la mia opinione. Secondo me Caturano, se non sbaglio, Caturano potrebbe fare la sua. Ho visto poco fa che Cicerelli penso che sarà in panchina. Sarà convocato perché nella doppia trasferta magari non sarà della partita, però farà gruppo, diciamo, è sempre nel gruppo. Sì. Ma tu credi? Dimmi. Sì, ma tu credi che, conoscendo Toscano, con le partite che ha fatto in trasferta, sarà offensivo con Caturano dal primo minuto, o cercherà magari una situazione come Lunetta che ti attacca alla profondità con un Dausilio Jimenez? Sì. Io penso che con Lunetta le ultime partite hanno fatto bene. Ho trovato anche in difesa Ponzi, che appena è entrato si è fatto vedere un bel giocatore, secondo la mia opinione, attenzione. Mario, ma invece ti posso dire una cosa, ma secondo te non sarebbe proprio il momento di scendere in campo con un 3-5-2, magari piuttosto che appunto diciamo giocare proprio a specchio come gioca lui? Perché sinceramente noi lo sappiamo benissimo, no? Come gioca Toscano, ha due giocatori che sono due mediani di rottura, non sono due mediani, cioè non riescono a costruire con qualità, perché a noi la fisicità a centrocampo non manca, ma manca la qualità. E allora quell'inferiorità numerica a centrocampo un pochettino io la soffro, così, considerando tatticamente la partita. Io metterei magari un uomo in più a centrocampo, me la battaglierei a centrocampo e magari cercherei di fare proprio quegli strappi, ma in copertura, cioè a centrocampo darei qualche uomo in più. Cosa ne pensi tu? Io penso che se giochiamo col 3-5-2 giochiamo col suo stesso modulo, è uguale. Secondo me dobbiamo giocare con non dico 3 punte, ma 2 punte e una mezza punta. Ma non pensi che comunque appunto per sopperire alla qualità magari metti la quantità e alla fine puoi sfruttare meglio le fasce e magari giochi con una linea di centrocampo un pochettino più imbottita e puoi fare un po' di filtro? Sì, perché là rischiamo poi che con i lanci lunghi rischiamo di avere la squadra tagliata, proprio un reparto tagliato fuori. Io con il discorso che diciamo l'altro giorno hanno aperto, tra parentesi, gli allenamenti agli spettatori, infatti poco fa guardavo che Toscano diceva che è stata una cosa, ma noi quanto tempo ha che diciamo sta cosa? Di far assistere ragazzi, di far assistere agli spettatori anche gli allenamenti e dà carica diciamo ai giocatori, e secondo me si vedrà tutto in questa partita. Io dico in queste 3 partite, Mario, abbiamo 3 partite importanti. Sì, ma dico questa qua secondo me è fondamentale o importante. Il dilemma per me, se è più che fondamentale, è importante per tante cose. Importante, fondamentale secondo me sarà quella di Benevento, perché là
in base poi come escono le due squadre domenica, tra il Benevento che va a Potenza e il Catania che va a Salerno, se la giocheranno poi giovedì secondo me. Quindi è importante. Potenza non è facile per il Benevento, secondo me. Non sono facili tutte, però lo sai, il calcio tu mi insegni, tu hai fatto calcio, un episodio, un qualcosa, e attualmente al Benevento sta girando un po' tutto, quindi speriamo che questa ruota non gira più e ce la giochiamo fino all'ultimo. Dobbiamo stare lì. Lo speriamo tutti. Dobbiamo stare sempre lì e aspettare gli errori degli altri. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Guarda, io ti dico una cosa, loro giocheranno con l'Escano e l'Escano quando ha giocato contro il Catania non è mai stato decisivo. No, ma Piero, per favore, Piero, evita, Piero. Cioè noi abbiamo una difesa consolidata rispetto alla loro difesa. Noi avevamo una difesa consolidata quando avevamo capitano Di Gennaro, ora un pochettino è stata traballante. Vabbè, però dobbiamo dare più fiducia a questi ragazzi, indubbiamente, però loro devono dimostrare di potersi guadagnare la fiducia, perché veramente non possiamo più fare errori. In queste partite quando sarà fondamentale il ruolo dell'ex Casasola e Di Tacchio? Risponde tu. Qualcuno del club risponda! Che cosa fate? State meditando tutti quanti? Ci sarà la rivalsa di Casasola e Di Tacchio, magari per far capire che non sono quei giocatori che erano stati magari etichettati a Salerno? Lo speriamo tutti. Speriamo che il Catania fa bene questa partita, dai, secondo la mia opinione, speriamo. E sperando sempre che il Benevento intoppa qualche punto. Ragazzi, posso dirvi una cosa, che voi avete la stessa perplessità che avevo io quando sono entrato in studio, perché a pensare a queste 3 partite veramente mi sento mezzo ubriaco, perché veramente saranno pesanti, anche se tutto andrà via nell'arco di una settimana. Da questa settimana dobbiamo cercare di uscirne vincenti. Però la guerra è lunga. Sì, lo so, però voglio dire, battaglie, perché ho capito, poi puoi però passare tramite i playoff, cose che noi auguriamo no, però lo sai, è tutto da decifrare. Lo so, stavo dicendo che alla fine appunto noi di una cosa siamo sicuri, che in ogni parte del mondo possiamo contare su ogni tifoso del Catania, anche voi che siete lì da Malta, dobbiamo tifare tutti quanti insieme. Voi sarete tutti quanti lì, no? A vedere la partita. Ma noi ogni sabato, ogni domenica, ogni infrasettimanale siamo qui. Tranne qualcuno che parte per andare a Catania, va allo stadio, che ultimamente Cristian è andato allo stadio. Alex, sì, invece Alex, un grande amico. Gianluca. Ma qualcuno di voi sta andando a Benevento? Onestamente qualcuno ne aveva parlato, però poi non si è fatto nulla, anche perché qui bene o male con il discorso lavorativo è infrasettimanale il problema. E poi sì, è vero, questa cosa è stata... Anche i taglianti sono 1200, 1500 massimo, quindi... No, quest'anno con il calendario veramente hanno spostato, quando è stata la partita col Trapani, che si doveva giocare per l'indomani di Sant'Agata, poi è stata spostata oggi una partita importante come questa, perché per me Benevento Catania è una partita di cartello e andava giocata secondo me di domenica sera, possibilmente anche domenica pomeriggio poteva andare bene, ma bravo, di domenica, anche domenica pomeriggio poteva essere, perché per chi magari lavora, per chi magari è fuori, diventa un problema seguirla, anche se lo sappiamo benissimo che noi in qualche modo troveremo sempre il modo per seguire il Catania, questo è fuori da ogni dubbio. E c'è un altro... a me dispiace che ogni volta che facciamo il collegamento siamo ecco 6, 7, 8 quelli che, però di solito, come non so se vedete le foto, sì. Siamo una ventina.
ogni volta. Sì, ma tanto sono all'interno del rullo che stanno commentando, Il quindi comunque si Presidente lo fanno vedo sentire. molto perplesso, no, Presidente? Cosa hai in testa? Cosa ti passa per la testa? No, io vi dico la verità, più che altro pensavo a degli scenari passati più che altro, quello che faceva praticamente la Salernitana, che ha vinto delle partite sempre al 92esimo, 1-1, 2-1 finale, 1-0, 1-1, 2-1. La stessa cosa la sta facendo nelle ultime 4 partite, a parte Trapani, il Benevento. Sì. Allora, Lo scip al 90esimo non ti piace? Va. no, lo scip al 90esimo che faceva la Salernitana a ottobre e novembre, forse anche qualcosa a dicembre, prima parte lo sta di campionato. facendo oggi da 4-5 partite il Benevento. Ma sai cos'è il Che discorso? Sai cos'è il scippa le discorso? partite agli ultimi minuti, Sai 116. cos'è il discorso? Che anche noi, questo è quello che dovevamo fare anche noi, quando certe volte sull'1-1 fuori casa ci accontentavamo del risultato. sì, no? sì. Forse l'unica volta che l'abbiamo fatto è stata a Monopoli, dove non ci siamo accontentati del pareggio e alla fine siamo andati a vincere, o vuoi un po' per caso, vuoi un po' per fortuna, vuoi perché l'abbiamo voluto. Però di questi episodi noi tante volte non le abbiamo ricercate attraverso il gioco, la pazienza. Siamo sempre stati passivi fuori casa, a maggior ragione, che dentro casa alla fine non abbiamo mai preso gol. Fuori casa invece, quando andavamo sotto, cioè se riuscivamo a pareggiare dovevamo anche dire grazie, ma non avevamo poi quella continuità di gioco che portava magari poi a vincere le partite, che secondo me fa parte un po' del carattere della squadra, e sono cose che alla fine una squadra se li ha è importanti, e io questo è quello che ho sempre rimproverato al Catania, non avere quel carattere di andare a recuperare le partite. Questo è una cosa che mi ha sempre messo un po' in apprensione. No, quello che dicevo in qualche modo sì, così, che il Benevento comincerà a lasciare punti a fine stagione, perché sta facendo la stessa cosa, insomma ci spero più che altro, che comincerà a lasciare qualcosa. Comunque guarda, Presidente, Non può vincere sempre risicato. al 116esimo, al 98esimo, al 93esimo calcio tipico, lasciamo stare. Perderà questo smalto, questa lucidità, però. Guarda, Presidente, io ti dico una cosa. Invece ti voglio, scusami Piero, perdonami, ritornando a questo discorso qua, scusami se ti interrompo, io l'altra volta, ma circa 4 giornate di campionato fa, dicevo che secondo me il campionato sarà proprio delineato la quart'ultima giornata, quando giocheranno Salernitana e Benevento, e lì noi avremmo quel pezzo di calendario un po' più agevole per certi versi, no? Magari siamo già quasi alla fine, già le squadre, alcune c'è chi magari già aveva conquistato la salvezza, chi starà lottando, adesso non mi ricordo chi sono le ultime 4, però là si può tentare lo sprint finale, ma si deve arrivare lì con pochi punti di distacco. Per questo è importante non perdere queste partite. Guarda Ferdinando, io dico la mia, dico l'ultima, perché poi i ragazzi con bella pubblicità. Abbiamo iniziato una guerra, giusto? Da domenica si inizia una guerra sportiva condita da tante battaglie, dove noi dobbiamo uscire indenni da queste battaglie. No, dobbiamo uscire vincenti, Piero, no indenni. Indenni. Comunque ragazzi, io che dire, intanto vi ringrazio di essere stati presenti oggi qui a Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Mi raccomando, sempre Forza Catania, tifiamo, e questo club magari, se potete, aggiungete qualche altro membro, così quando magari gioca il Catania i gridi li possiamo sentire dalle zone limitrofe. Volevo ringraziare in diretta Mario Anzalone per la possibilità che ci ha fatto avere di poter parlare con l'ex presidente Gavucci, con Lulu Oliveira e con qualche altro. Grazie Mario, da parte di tutta la redazione. Vabbè, Mario lo sa, Mario è ormai uno dei nostri.
È giusto Grazie. sottolinearlo perché Mario è tanta roba, No, ma tutti i ragazzi. bravissimo Presidente, ragazzo. lunedì ti voglio Tutti, vedere con tutti. una faccia molto più allegra a commentare questa vittoria. Lui Dai. ha la mia stessa perplessità. Comunque, ragazzi, mi raccomando, poi ci vediamo al prossimo collegamento, saremo tutti più sorridenti. Io vi ringrazio, Speriamo. buon proseguimento di serata e sempre Forza Catania. Ciao ragazzi, un bacione. Un saluto a tutto il club Grazie a di tutti. Catania. Let's go Liotro! Ma loro sono i primi che lo dicono. Allora Che siamo il club Malta di Esatto. il club Catania di Malta. Va perdonami, bene, sì, ragazzi, oggi io sono- vi devo togliere la linea, mi dispiace, sarò antipatica, sarò cattiva, ma siamo veramente in ritardo, quindi pausa pubblicitaria, si torna tra pochissimo. Siamo ritornati dopo questa brevissima pausa con il fuori onda, anche perché è molto bello quando le telecamere si aprono prima del dovuto, ma ci siamo anche abituati ormai. Bello Fra me e della voi, diretta. esatto, fra me e voi c'è un certo feeling e ce lo possiamo permettere. Comunque siamo ritornati per l'ultima parte di questa puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Ragazzi, direi che adesso diamo anche un po' di spazio a tutti i nostri ascoltatori, quindi ricordiamo ancora una volta anche il nostro numerino per tutti i vostri messaggini, ovvero il 388-8292-885 per quelli che sono i vostri messaggi. Se magari volete potete anche scriverci direttamente su TikTok. Andiamo con A i... proposito di scrivere, posso salutare un amico che mi ha scritto, ma doveva scrivere in radio e mi ha scritto a me. Comunque saluto Peppe Persiano. Ok, andiamo con i prossimi turni? Vai. Datemi l'ok, ragazzi. Sì, per così me va benissimo. andiamo un po' a vedere quello che succederà questo fine settimana, anche se questa che entrerà sarà una settimana giornata sicuramente. di campionato spezzatino, Ecco, sarà una settimana comunque piena. Allora iniziamo con le partite che ci saranno domani. Cavese, Audace Cerignola alle 14:30. Nel frattempo giocherà anche il Trapani contro l'Atalanta. Alle 17:30 Picerno Team Altamura e anche Foggia Casarano. Domenica iniziamo alle 12:30 Potenza Benevento Siracusa Casertana. Alle 14:30 Salernitana Catania, Cosenza Sorrento ed anche Giuliano contro il Latina e il Monopoli contro il Crotone. Sai Ferdinando cosa mi risalta l'occhio? Cosa, Piero? Te lo spiego subito. La Casertana va ad affrontare il Siracusa. Ok, il Siracusa questa settimana hanno tolto i 6 punti. Se la Salernitana, come noi ci auguriamo un po' tutti, lascia il passo al Catania, la Casertana si può avvicinare alla Salernitana e insidiare il terzo posto. Sembra che poi giustamente il Benevento con il Potenza è una partita a sé, perché quella è una partita a sé dove dirà tanto secondo me per il Catania e poco per la Salernitana. Quindi ci sono questi due incroci, Potenza e Siracusa alle 12:30, un pochettino pericolosi. Lo sai perché? Perché se la Casertana, ripeto, vince a Siracusa, la Salernitana poi avrà il fiato al collo della Casertana. Lo stesso il Benevento, se non fa risultato a Potenza, può avere il fiato al collo del Catania. Quindi sono due incroci abbastanza... Ma io, Piero, invece ti posso dire che alla fine avrei preferito che tutti quanti giocassero in contemporanea, anche perché così magari ti arrabbi una volta sola, no? purtroppo Così ormai puoi il rischiare calcio è veramente Il calcio è di avere l'incazzatura Del weekend. Del weekend. No, perché veramente, allora, se qualora il Benevento, lo sappiamo tutti. Volete di una classifica? Ve la rimetto? vabbè, qualora dovesse vincere il Benevento, già guardi la partita del Catania contro la Salernitana già con i nervi a 1000. Se qualora dovesse succedere qualcosa, se arriva a 2000, arrivi la sera con lo sclero. No, lo sai perché? Ho portato le motivazioni, perché se la Casertana fa risultato a Siracusa, la Salernitana ha motivazioni, Lo so, Piero, per però fare risultato con Catania. Quindi sarà una partita dove secondo me è da guardare, da vedere. Secondo me giocherà molto Piero, per come è fatto combinato il campionato psicologico. ormai con diciamo queste formule che, diciamo, ormai sono cambiate, ormai tutti cercano di fare punti settimana dopo settimana, perciò di conseguenza sono tutte le partite importanti.
Ma questo è Io se l'incrocio poi strano. no, gli incroci strani invece secondo me l'incrocio strano è proprio il nostro, che andiamo a affrontare in una settimana le 3 squadre che alla fine, te l'ho detto poco fa. Però Ma comunque, se tu te ne accorgi, la prima e quarta giocheranno alle 12:30, la seconda e terza alle 14:30, e già sapendo il risultato acquisito sia della prima che della quarta. Quindi è un sì, no, ma il tuo discorso ha una logica, per carità. Io volevo invece che appunto tutte le partite si giocassero tutte quante allo stesso orario, perché lo so che perché io sono un nostalgico, a me mi piaceva che nel frattempo Settimana che tu scorsa, guardavi, domenica scorsa è sì, stato ma così. quello è stato bellissimo, perché io mentre guardavo la partita col Catania eravamo allo stadio, infatti. eravamo allo stadio. Quando vedevi il momento di calma del Catania, sentivi dietro ha segnato, e quello è bello, no? Tipo, mi sa di Un doppio coro c'era. anni 90, dove tu ti mettevi lì, perlomeno io parlo per gli anni 90, dove ascoltavi con la radiolina i risultati mentre sentivi giocare, mentre vedevi giocare la tua squadra. Comunque, Mary, io direi di dare anche considerazione alle persone che ci hanno scritto, magari. Allora, più che altro c'è tutto il club di Malta che ci sta ringraziando per il collegamento e noi li salutiamo. In base all'argomento che stavate facendo prima dell'ansia, del nervosismo e di tutto il resto, anche ovviamente i ragazzi scrivono anche per noi e sono così. Tutti con lo Xanax. Esatto. La valeriana, io la Salernitana Catania è una partita. Dani che dice Salernitana Catania è una partita dove secondo me non si deve guardare nulla. Anche a Siracusa dice è successo. Armando, anche a Siracusa è successo. E poi E appunto per questo io lo dico, quindi dobbiamo stare attenti, perché psicologicamente può essere un contraccolpo in positivo o in negativo, perché a Siracusa, come dice il buon Armando, sapevamo già il risultato acquisito e poi noi dovevamo vincere e invece abbiamo lasciato il passo a Siracusa con un pareggio. Quindi secondo me i ragazzi si devono chiudere in una bolla e preparare. Ma hai sentito Toscano che ha detto toglierò anche i telefoni? Ma è giusto, perché queste sono partite che si preparano a sé, quindi queste sono partite a sé, quindi devi entrare mentalizzato, anche se troveremo un clima un pochettino ostile, anche se so che forse un 1200-1300 biglietti, perché le curve sono in contestazione a Salerno. Anche dopo il cambio di allenamento, sì, di allenatore? Sì, perché la piazza oltre con Raffaele l'aveva pure con Faggiano, e secondo me Faggiano si è parato un pochettino con la scommessa Cosmi, però è un clima dove il Catania ne deve approfittare. Lì io questa settimana mi sono sentito con l'amico mio di Salerno, il ragazzo che abbiamo avuto la volta scorsa, anzi colgo l'occasione per salutare, magari ci sta ascoltando. Non è stato possibile oggi essere ospite qui in trasmissione, però dico appunto, mi ha detto che fra le altre cose loro sono in contestazione anche con la società, anche con il presidente. Sono uscite notizie fake. Stavo dicendo, se mi dai il tempo di parlare ogni volta, vai sempre in scivolata tu. Dammi te, non giocare d'anticipo. Ma tu giocavi ma tu giocavi in difesa? No, in attacco. No, perché comunque come difensore anticipavo la giocata di difensore. Comunque volevo dire questo, che alla fine loro sono anche in contestazione anche con la società. Appena è arrivata sta cosa, che poi era una fake, si parlava di un cambio societario, erano tutti quanti pronti lì già a riempire le curve. Non può essere che è stata una strategia. Come è stata sta a Foggia, esatto. Che poi alla fine non hanno concluso. Ma alla fine poteva essere una strategia sta voce di cambio societario, magari per riempire di più le curve. Guarda, io credo una cosa, secondo me la Salernitana si sta preparando mentalmente con Cosmi e il suo entourage, perché come vice hanno scelto Peppe Scurto, che è un allenatore che nel settore giovanile ha lavorato bene sia nel Torino, nel Lecce, ha lavorato pure a Salerno in orbita playoff, quindi sarà la Salernitana nei playoff una mina vacante un po' per tutti, cose che noi vogliamo superare, perché noi i playoff tu lo sai come funziona. Quindi noi ne dobbiamo approfittare, perché poi loro vengono dallo scivolone interno col Monopoli, quindi a volte lo sai, il cambio è terapeutico e non è terapeutico, quindi noi ne dobbiamo approfittare. Cioè, o è bianco o è nero, a qualcosa deve pur servire. Comunque non lo so, per me i cambi di allenatore danno sempre pochi punti di riferimento, ma infatti anche nella conferenza stampa Toscano l'ha detto, dice
con questo cambio di allenatore avrei voluto qualche giorno in più per prepararla meglio, ma i miei giocatori sanno quello che devono fare e mi auguro che appunto non sappiano bene quello che devono fare. Noi abbiamo affrontato il Giuliano, se ben ti ricordi, qualche settimana prima aveva perso 10 partite con Capuano. Da quando è andato mister di Napoli, in 5 partite hanno preso 8 punti e domenica scorsa è stata una gatta da pelare abbastanza, perché Giuliano ha giocato e alla fine se là finiva. Però Piero, lì ce l'hai il tempo di studiare, perché già lui era là in panchina. Questa sarà la prima di Cosmi. È più motivazionale la scelta attualmente, cioè puoi dare più motivazione ai giocatori. Già nelle dichiarazioni: chi non onora la maglia della Salernitana non può giocare, non lo farò giocare. Cioè già ha fatto capire tante cose da vecchio professore delle scuole. Tra le altre cose li ha obbligati a fare la doppia seduta di allenamento. Poi lo sai, bisogna vedere cosa hanno loro dentro lo spogliatoio, cose che a noi, ripeto a dire, interessano poco, perché a noi ci interessa il risultato, andare là a Salerno, fare il risultato e poi fossilizzarci. Però Piero, ti posso dire una cosa, questo è un mio pensiero e poi magari voglio capire come la pensi tu sul discorso. Dopo la partita col Monopoli viene esonerato Raffaele, che fra le altre cose nella partita col Monopoli non ha giocato male, giusto, va bene, ma non ha giocato male, comunque ci ha provato comunque a vincerla la partita. Poi è arrivato quel gol che ha rotto un po' gli equilibri. Ma secondo te è stato, cioè questo cambio secondo te era necessario? Perché alla fine se giocava bene vuol dire che i giocatori seguivano l'allenatore, no? Allora io guarda, ti spiego. Secondo il mio punto di vista, se devi fare là una scelta a livello di società, il direttore generale, quello che sia, doveva andare via sia Faggiano che Raffaele, perché Raffaele è stata una scommessa di Faggiano, ha costruito la squadra sempre sotto l'input di Raffaele e quindi secondo me là un pochettino Faggiano si è guardato le spalle e c'è stata una litigata, rumors che parlano, è stato magari il pretesto per cacciare Raffaele, per lui rimanere in sella. Ha chiesto la mano ad un amico, perché con Cosmi loro hanno lavorato nel 2014 a Trapani quando hanno sfiorato l'impresa, e quindi non lo so fino a che punto tutta la colpa è di Raffaele. Secondo me era 50-50 e poi la società secondo me valuterà a fine campionato. Dico, poi fra le altre cose, o tutte e due o nessuno. Curiosità, no? Cosmi nella conferenza stampa di presentazione ha detto: è l'unico direttore che mi ha richiamato, che solitamente a lui non lo richiamano più. Ma lo sai, sarà una persona anche un po' scomoda, con modi di fare un pochettino rudi. Ti dico una cosa, il calcio di Cosmi è stato un calcio negli anni, perché ce lo ricordiamo a Perugia, Udine, un calcio abbastanza bello, diciamo, per l'epoca, no? Però è un calcio magari adesso superato, no? Adesso noi cerchiamo, è il discorso sempre che facciamo in Italia per i giovani, qua là, e poi tu ti vai a presentare con un Cosmi in banchina, magari davano fiducia all'allenatore della Primavera come ha fatto il Benevento o l'Avellino lo scorso anno, magari la piazza è una piazza che è abituata. Magari Piero, magari cercavano una figura un po' più autoritaria, no? Perché sai, metti non è facile. Che ha fatto una volta lo Monaco, se ti ricordi, quando ha cambiato con Sonetti, di più a livello di motivazione per essere un sergente di ferro. No, ma al di là di questo, comunque Sonetti, allora, se prendiamo il discorso Sonetti, dire come figura, sì, no? sì, ma Sonetti era un usato garantito per certi versi sulle traghettare la squadra. Sì, sul traghettare le squadre nei finali di campionato era un usato garantito, perché Neto Sonetti lo sappiamo tutti e lui lo diceva sempre, a parte il fatto che veramente per me è stato un grande, perché riusciva sempre a mettere a posto le cose subito, no? Quando magari non ci capiva nulla, metteva in campo un 4-4-2 semplice, alla fine bastavano con gli inserimenti dei centrocampisti, riusciva sempre a portare risultati. Magari per aggiustare lo spogliatoio, perché noi non sappiamo cosa c'è. Però ti dico una cosa, Piero, con un calcio di oggi Neto Sonetti, secondo me, uno come Neto Sonetti, secondo me non. No, io ho portato il paragone come figura carismatica, un Cosmi oggi in questo calcio, secondo me
non è un calcio che più appartiene a Cosmi. Però te la posso Quindi- dire una cosa, quante volte Cosmi è subentrato alle panchine piuttosto che magari iniziare da campionato con un progetto già prestabilito? Guarda, io onestamente, anche se ho una buona memoria, mi ricordo Cosmi forse in qualche domenica sportiva, qualche salotto sportivo. Io ti faccio attenzione a questa cosa, quante volte è subentrato a qualche allenatore che io ricordi mai? Mai, perché è iniziato sempre a Udine, forse poi è stato esonerato, a Perugia. Però ripeto a dire, adesso ha parecchio tempo che era uscito fuori dalla scena a livello come allenatore, come commentatore è stato sempre nella scena. Comunque Ragazzi, io siamo in ritardo, dobbiamo salutare. salutiamo, magari leggiamo qualche messaggio, 2 minutini così. Certo, veloci, giusto per veloci. allungarci ancora un pronostici, pochino, Mary, non c'è perché? problema. Perché Allora, pronostici secondo ci stanno. Massimo, sì, allora c'è Massimo che ci dà lo 0-2, lui me lo ricordo perché comunque l'ha scritto già, l'ha scritto veramente da tantissimo tempo. Diciamo che no, vabbè, questo non lo leggo. C'è Arazio che ci dà sempre il Forza Catania. A marzo che accetta 3 mesi di contratto una squadra a 14 che rischia di bruciarsi. Appunto, sto dicendo, di più è stata una scelta di cuore, come un amico dice vieni a darmi Una una scelta mano. di pancia. E vabbè, dai, il buon Cosmi speriamo che inizi a fare bene dopo la partita di Catania. Ma tu l'hai visto in conferenza stampa, era emozionato, dicevo. Eh sì, l'emozione, poi lo sai, Poi le solite frasi di rito. di circostanze, Salerno, una piazza qua là, diciamo 10 anni fa non so se accettavo la Salernitana in Serie C, quindi. Va bene ragazzi, diamo l'appuntamento a lunedì. Guarda, Allora, Mary, per i pronostici non ti sei no, sbilanciata. solamente Massimo ce neanche l'ha con Ferdinando. un saluto allo zio Piero da parte di Agatino. Ciao, Poi 0-2. Allora c'è Salvo che dà 0-2, 1-2. Ci credo o lo spero? Vabbè, questo Guarda, io te lo posso dare. Era un no. dilemma shakespeariano. Guarda. Ma diciamo che comunque raga la manifestazione non funziona così, cioè. Guarda, io ti dico una cosa. Non funziona. Mary, ti dico una cosa, secondo me non. Aspetta, l'ultimo lo leggo. Casomai può avere solo un ricordo di noi, un bel 4-0 con esonero. Guarda, ti dico una cosa, il 4-0 già c'è stato col Trava. Secondo me sarà beh, non lo bissiamo. una partita che non finirà dispari, finirà pari, però noi Pensi? noi dispari e loro pari, Ah. quindi non mi sbilancio più di tanto. Vabbè. Noi dispari e loro pari. È un diretto. Avete capito ora? No, io l'ho capito. Ah ma no, Cosmi! Scusa, sì, l'ho detto giusto. solo raga. che Piero ha sbagliato. No, Per io ho il detto dispari o per il noi pari? dispari, No, giusto, loro, l'ha detto. loro dispari pure. E allora vedi che hai sbagliato, allora, perché io noi lo so, ti dispari. leggo nel pensiero, Noi qua nella dispari. sfera di Ok. cristallo. Noi Ho dispari. visto il risultato. Scusami, noi dispari, loro dispari, alla fine pari. Va bene. No, pari. Sì, pari. sì, il risultato di entrambe due le squadre sarà un numero pari. Ma 0 è dispari o è pari? Nella Guarda, vostra ti dico testa? una cosa. Lo Di- 0 zero è pari. perché allora loro E dispari? allora ti dico una cosa. Vabbè, te lo dico 3-1, dai. Di solito a te cosa ti dicono? No, ma io nella mia testa c'avevo 1-0 No, dall'altro guarda, a lato, te quindi cosa- facevo, ma perché hanno finito Di i solito dispari? cosa ti dicono? Sei il numero 1 per Sì, la serenità. l'ho capito. E poi il numero perfetto è il 3, quindi il Catania con la Sì, perfezione. sì, già c'è. ci siamo arrivati. Io Io scusa, io dopo sono questo Dopo io questa Io perla sono di saggezza, più possiamo dire. il mio wifi è staccato perché io li lascerei proprio a 0 perché prima è entrato Va un bene. salentino qui e quindi gli lascio sempre un bel 0. Salernitano? Sì, io l'ho chiamato Salentino, così apposta, di proposito. Va bene, Va che bene. facciamo? Salutiamo? Sì, sì, dai, salutiamo ragazzi e mi raccomando, teniamo forte per Speriamo domenica che- perché è un bivio importante. Speriamo bene, veramente, speriamo che il Toscano veramente possa dare a questi Bravo. ragazzi l'input giusto e anche i ragazzi che scendono in campo devono avere la concentrazione giusta per andare a vincere la partita perché, come diceva Toscano, loro lo sanno che vincere qui è rimanere nella storia e noi stiamo aspettando che voi questa storia la scrivete. Come l'hanno scritta tanti anni fa guarda, tutti gli ti altri, dico una quando cosa, siamo saliti in non mi voglio sbilanciare, ma potrebbe segnare anche un calciatore con la maglia dispari. Avanti, Beh, ci lui vedremo parla i così da marcatori. Brunzanini. Ciao a tutti, ciao a tutti. Va bene. E chi lo sa se il buon Brunzaniti anche da subentrato può
Tu ci credi in Bagnare Imbruzzaniti? Certo, Ma comunque è vero, ci credi in Imbruzzaniti perché l'ho sempre Sì, nominato sì, in tutte le puntate. Va bene, ciao, vi sto chiudendo la telecamera. Ok. Volete dire qualche altra cosa? No, niente, Forza solo Catania. Forza Catania. Va bene, mi chiudo i microfoni. Ciao. Va bene, ragazzi, la nostra puntata finisce qui. Grazie come sempre per esserci stati. Un bacione a tutti, un buon proseguimento di serata. Ci si risente lunedì e come sempre Forza Catania!